Ieri ho invitato i consiglieri comunali eletti, quindi tanto di maggioranza quanto di opposizione, che insieme alla Giunta ho incontrato a Palazzo di Città per illustrare loro le risultanze dell'incontro avvenuto al Mimit alla presenza del ministro Urso, del presidente della regione Emiliano, del presidente della provincia Palmisano, del sindaco del comune di Statte Spada, insieme a una serie di tecnici pronti a darci assistenza e consulenza tecnica nello scorso 8 giugno. Siamo in attesa di una doppia ipotesi di bozza di accordo di programma che punta alla decarbonizzazione del sito di Taranto. Dovrebbe essere arrivata ieri sera, ma ancora non l'ho letta. Chiaramente le ipotesi sono riferite a 3 forni elettrici in un caso o 3 forni elettrici più 3 DRI nel secondo caso, che hanno bisogno di alimentazione a gas. Sarà mia cura informare ovviamente il Consiglio dei vari passaggi, ma in particolare mi sento di ringraziare tutti i consiglieri comunali, a partire dai consiglieri comunali di minoranza, che hanno mostrato attenzione all'argomento in quanto appunto espressione della volontà popolare della nostra città, e ai quali appunto va il mio ringraziamento per la forma di collaborazione, il rispetto istituzionale e all'attenzione per l'argomento. Una premessa, una chiusura è doverosa. È importante specificare che l'accordo di programma punta alla decarbonizzazione del sito e non all'autorizzazione della produzione a carbone.